No, l'unica questione inizia che forse mi durerà poco la batteria. No, però io fai una vita con quella batteria. Non è un problema. Fai una settimana con quella batteria. Sì, ottimo. Vado sull'altro, gli vado conto. Ecco, lasciamo in questo momento Michele Bedin secondo e Roberto Felloni che sembra aver perso ancora qualcosa. Destinato purtroppo forse ad un altro dei tanti terzi posti per lui. Ci portiamo sull'argine. Attenzione, siamo di lui, va verso la sesta vittoria consecutiva, a riprendersi la prima posizione che gli è mancata l'anno scorso per pochi secondi. Credo ormai siamo intorno al 19esimo. Siamo vicini al 19esimo, già passato. E sarà una passeggiata adesso per lui, passeggiata per Massimo, il vici tutto. Vedi, è entrato adesso nella strada che era a terra, sì, c'era anche forse meno di 5 metri. Sta andando di retta, Massimo. Decisamente distacco ancora contenuto, ma naturalmente Massimo basta controllare, sa bene che basta allungare un attimino, ovviamente si corre il risparmio, non ci sono record ormai da battere a questo punto e decisamente non importa forzare più di tanto per andarsi ad aggiudicare la 27esima edizione della mezza maratona Salotto al Po 2010, organizzazione Salcus, una grande organizzazione, naturalmente lo avete visto tutti e lo si vede anche solamente passando per il percorso gara. Tutto ha funzionato e sta funzionando per il meglio. Vai. Attenzione, vai Mosè, super primi piani per Massimo, però è anche costretto a doversi far vedere sempre sorridente, purtroppo. Allora siamo a 19,5, quasi 20, Massimo Tocchio sicuramente intorno ai, vediamo se vedo girare, circa 300 metri, e poi Michele Bedin ha staccato Alberto Felloni. Questo, adesso non ci sentiamo più, ok? Tanto questo è l'ordine sicuro. E non si vedono ancora dietro. C'è Bedin dietro. Sì, è già sbucato, c'è l'auto, non riesco a vederlo, forse per gli specchietti ce la fai. Michele Bedin, che torna al 248. 748, perdona. Anche Felloni da dietro. No, 848. Sono già arrivati tutti e due, sbucati. Abbiamo passato il 20, Mi ha passato il 20° chilometro, forse è il caso di andare ormai. Questa è la settima. Mi ha detto brillante vincitore anche di una grande gara in montagna. Eccola qua. Massimo Tocchio, eccolo. Dove è piegato? Brava. Siamo a 1:12:25 adesso. Ecco Michele Bedin. Intanto vediamo anche che dietro la rosigliana Barbierati, quindi l'ultima concorrente è quella, è doppiata proprio in vista del traguardo. Ecco Michele Bedin, vigile del fuoco, ottimo vincitore della prova imprevista, che si piazza in seconda posizione. Bravo Michele. Ora secondo
Colmo, notizie, Radio Corsa, dovrebbe apparire Alberto Felloni, sì, l'ho visto. La Roselliana Barbierati sta per transitare qui al tiro di boa, forza, forza Rosi, forza Rosi, un altro giretto. Ed eccolo Alberto Felloni che andrà a conquistare il terzo Gran Premio del podio. Ricordo primi 5 assoluti e prime 5 assolute esclusi da categoria. Ed ecco il terzo, Alberto Felloni. Vediamo al quarto posto Gianvaina. Siamo sempre negli assoluti qua. Gianvaina al quarto posto. Bravissimo. Era in compagnia di Massimo Giacomazzi al giro di boa, che probabilmente vedremo arrivare tra poco, che non abbia ceduto totalmente, si sia fatto riassorbire da altri inseguitori. Vediamo, ancora nessuno là in fondo. Allora, sono in grado di dare anche i tempi ufficiali dei primi 3 arrivati. Per Massimo Troppio vincitore il suo tempo 1 ora 12 primi e 13 secondi. Per Michele Visin 1 ora 12 primi e 54 secondi. E per Alberto Felloni 1 ora 13 primi e 46 secondi. Grazie al servizio cronometristi, questi tempi sono quelli ufficiali. Si vede che la prima sì, per lo sapeva. Ecco Massimo Giacomazzi, quinto assoluto. Adesso ci sono i piazzamenti di categoria. Emiliano Marchetti, primo di categoria. Ricordo sono 3 le categorie maschili, una unica femminile, ma le femmine non sono arrivate le assolute. Ecco Simone Raffagnini. Bravo Simone. Vieni a stirare sul mic, Dai, resti. E con il 7 e il 67 l'arrivo di Marina Alessandro.